Cantamaggio. Il tradizionale Cantamaggio di Levi inizia alle 9 con la messa nella chiesa di San Bartolomeo e prosegue per tutta la mattina e nel pomeriggio fino alle 18. Tappe previste al Cioso, a Villarocca, in località Gazzo, al Bocco e all'Anchetta. Varese Ligure recupera l'antica tradizione dei Cantamaggio. A partire dalle 15:30 per le strade del paese un gruppo spontaneo di abitanti porterà gli auguri in musica nelle case e fra le persone. Per una scampagnata in compagnia c'è l'iniziativa del Comitato Fuochi di San Maurizio di Monte Arapallo che propone un pranzo a base di prodotti tipici e a seguire musica con Slot Machine Band. Caro Sapiens, ti scrivo è il titolo della lezione di apertura che Mario Tozzi terrà alle 18 in Piazza Caprera a Santa Margherita Ligure. È l'evento che inaugura la rassegna di incontri Il Mare Festival. Per celebrare i suoi primi 35 anni di attività, Roberto Altman inaugura la mostra Morphis alle 18 nel foyer dell'Auditorium San Francesco di Chiavari. Si potrà visitare fino al 17 maggio dalle 10 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19. La mostra Immagini e ricordi della parrocchia di San Giovanni Battista e San Giovanni Bono sarà aperta a Recco dal 1 al 16 maggio dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 nei locali parrocchiali. Fino al 9 maggio dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 la mostra personale di pittura Istanti di luce di Antonella Lauria si potrà visitare allo spazio espositivo Lo Scrigno del Club Le Arti si incontrano nel Palazzo Costa Zenoglio di Via Doria a Chiavari. La mostra di dipinti di Santiago Cogorno Eros è allestita fino al 3 maggio nella quadreria della Società Economica di Via Ravaschieri a Chiavari e si può visitare dalle 16 alle 19.